iniziando su saluti a tutti, vabbè, ma che sia pago su fai tutto. Dopo fai tutto in mezz'ora, tipo Elio e le storie attese, che avventi si resumini all'estero. Però voglio cominciare a ringraziare, do rendi grazie a Simponia, a Enrico e a tutto sa Gambarara, a Jonathan. Poi da Savini su Festival de Simponia e pensando di avere una cosa bella in questo primo disco più un sciacumano di artisti e di musicisti e insomma si va in scoprire pure su Chireneus in Sardegna. Tocca da disistorrai grazie a pure su logo e chi dona la lingua sarda. Poi da Savini su titolo del suo festival esti tra sardo e profano e a presentare un libro italiano in sardo mi pare una cosa profana pure, perché chi pensavo su a questa situazione linguistica della Sardegna su de 30 anni su a oggi, di sicuro non era una cosa normale a presentare un libro in italiano in sardo. In sardo tra sardo e profano e sa presentare adesso un libro di Ivo, autori. Ivo ha scritto un medasa del libro, da Poligio pro di uno e su moi concentra in letteratura de Biagio. Esti una nareus una agenda uno letteraria manna meda. Io ho tento gente strangia che veniva a Sardinia, che stionavo dessa Sardinia. Sa cosa de importo su che narra sempre Ivo è su chi su scriri, su i sconto su chi su scriri. Funti tutto contos de logos che abiu di Arerus, tutto contos de cosa che su ha fatto di Arerus. Una cosa che mi piace in me dei libri di Ivo, insomma, si deve convincere pure a comprare lì sul libro, di più ben di 200, se ho benissimo con 200 libri. Non si andato. Una cosa che a me mi piace in me è stica issu a rennescere a ponni mei sconto su elementi de romanzo puro. E in questo libro che presentavo suoi, su titolo è Click, possiamo si scoviera, fonti due libri su. Uno su titolo è Click, e Click è su conto del suo viaggio che ha fatto Ivo in Indonesia. Scusa, è Sudafrica e l'altro è Maniok, giusto la pronuncia io, Maniok. È sul libro dell'Indonesia, de Bali. Femo una rendi è bravo a condire in areus la letteratura sua Ivo con i sconti su de storia dei identitari perché sicuro è studioso della lingua sarda anzi me da innanzi da me sono cominciato già 20 anni de storia della Sardinia è una cosa che Iso a riuscire a fare bene è a contare dei logos del suo mondo e ad usponni ananti dessa gente dessa Sardinia stanno in Sardinia e sul mondo ta su zerri su chi birisso in Sardinia e su chi birisso in sul mondo questa è una cosa che a me mi piace in meda e gli elementi del suo romanzo su contara a tipo conto su autobiografico su uno vago e uno vago issu contara de conto su chi non si comprende mai chi funti cosa di areros o chi è il romanzo. E questa è una cosa che a me mi piace, poi se siamo amici, ma si conoscevo. E in click i ponais elemento del romanzo funti due personaggi su. Una cosa interessante che fai è conosci uno non testa e crasamente concorda quando andai a Sudafrica o a un di esti. Questa è una cosa da pure che vai. E funti questi due personaggi su in mezzo del suo conto del Sudafrica e funti Palmiro che è un musicista ligure in pensione, oboista, surdo verdali, che quando si incicroccara, Ivo non riesce a dormire, quando si incicroccara si intitira s'apparecchio e comincia a solo schiare. Io non intendi nuda, esatto, però non riesce a intendere. Ci intendi. E s'altra invece si esti, non da più scritto forse, sì, Dania. Dania è, issa è una picciocca, un vago insomma tropelliara con problemi de vira e isso nara caesti 1,70 scurza, giusto?
Sartaria sua est, e de pro puru. Poco menti da Publiu Deu, da Poli Giudeu, sul libro chi punti dus contos, su conto de su Sudafrica, esti poivo custa topio con sa natura, con sa naturalesa, est una cosa che forse si darà nai melu su issu, non ha fatto mai, su de solito girara po conosci sa storia, po conosci altra linguas, questa volta può fiubire sa naturalesa de su Sudafrica, e invece si Maniok, a parri mio, è una cosa che appunavo ai sicuro, è un pago un conto introspettivo, commenti è difatti si a mancare sa parte del romanzo, e prusu un ragionamento Bali esti è vero su sa s'isola de su spreviu, de su turismo, de su surf, ma esti sa capitale de su yoga e de sa meditazione, e forse si deu a più gusto in Manio, che sta una cosa introspettiva, forse si deppia sanai calinque una cosa de s'anima sua, è una cosa che fu narra su viaggio a tipo megina poss'anima. E poi, insomma, su voi da tu, e questo è su che ha pubblicato Deu in questo libro, l'ultimo libro di Ivo. Grazie Fabio. Questo libro è un libro particolare per me, poi come ti viene a rendere Fabio, ha pusciato per vai due viaggi, due qualità di viaggio che non faccio mai. Il suo primo conto del Sudafrica è un viaggio dedicato a tutta questa natura, a sa naturaleza. Posso un proso devo fare un viaggio culturale, o nareuso di etnia, cosa di aici, poi in sa vita mia in Sardegna mi interesso di etnia e di minorie, dunque quando sto viaggiando di puro, si interessa mio è in Gunisi. Però questo viaggio del Sudafrica ho deciso di fare viaggio scelti di natura, safari. Posso un proso safari. Poss'altro dell'Indonesia, da Pakistan, dei mari. E c'è tutto del viaggio del mare, non ti faccio mai, perché già vivo accanto ai mari, dunque non tengo bisogno di andare a mare quando sto viaggiando. Però questo ho fatto un viaggio del mare. E dunque è una cosa non gusta pure. E in Africa non fia sa prima volta che abbiamo andando, abbiamo già andato 5 volte. Cioè, sa de 5 via costa, del Sudafrica, safari abbiamo già fatto pure. Però vogliamo fare proprio su viaggio dedicato. Come ti scesi su Sudafrica è uno stato stremenao, manno meda. È stato manno che entro del Sudafrica andiamo di altro d'uso, del stato. Su Lesotho che non ha visitato e su Swaziland che ha visitato. In su 1497, forse si intende ricordare, Vasco da Gama, su conquistatori portoghesi, due Lompio, ha fatto su giro del suo capo di Buona Speranza e ha aperto la via delle Indie, insomma, è tutto canto. E ha incominciato la colonizzazione europea del Sudafrica. Manca i portoghesi non si sente prima in Sudafrica, ma anticolonizzato a partire tra Mozambico e Angola. Poi in su 2023 Ivo da Pirri, e c'è tutto, ha passato il capo di Buona Speranza, dunque se non è resi che vi non viaggiano, viaggiamo sui sardo spuro. Poi si comincia a arrivare sugli olandesi, sui boeri, sugli inglesi, si comincia su guerra con l'impero Zulu, insomma. Una storia strumentata, finché nel 1961 hanno dichiarato l'indipendenza e nasce sul governo della Repubblica Sudafricana, un governo razzista, schiavista, segregazionista, come i Shiri, con il regime di questa partita che ha durato 42 anni. E di questo 42, 27 si è fatto su un presone Nelson Mandela, poi si boffio appunto combatti questo regime di questa partita. Dunque questa situazione storica e sociale sono complicate ancora pure è complicata e strumentata questa storia del Sudafrica, non è sta pagiata, Nareus cai niedus e moi nanta si è piegato tutto la ricchezza nostra, poi si è arriccare i bosatrus e moi si è tornato a pinnicare tutto. In interregioni, però, questo Nareus che ha portato una specie di guerra civile e su clima cittadisi e cose dimmi, poi è pericoloso, tra sdorrobatorius e cose, insomma. Una situazione legge a me, l'integrazione non è fatta, insomma, il ragionamento è questo. Sa natura però, sa natura è squartarata di adero, stravanata, sa natura del Sudafrica. I sparcus
Commenta in mano su Sudafrica, fonti in mano su Isparco puro. Su Varco per un anno del Sudafrica, pensai, e per un anno della Sardegna, su Kruger. Kruger è un fiat, un presidente, era un fiat né ambientalista né nulla, fiat presidente che andò in Cingiao e si dante intitolato. Tocca da fare questa differenza tra parco pubblico e riserva privata. Su parco pubblico i animali sono tutto bene dentro, sul luogo è bello, curao e tutto canto, paga, puoi entrare. Sa riserva privata andano a cassa, i sarriconi in mano su questo mondo, a sparare a sull'ultimo leone, a sull'ultimo rinocerante, poi si vanno in saconca del leone in concheletto, si da casa e davanti i biri ai amici. Però questo è una cosa privata. Su parco pubblico non fai da cassare, manca dunai, e fai da girare. Però sta in mano che quando sei in trendi di dunanta, noi sicuro che tu possa stabilire animali. Si può un parco per un anno desta Sardegna. Non è facile. Devo aver fatto 4 disi in su Kruger prima di agattare sessida, poi per ci manno. Però fai da girare o con macchina privata, piccata a noleggio, oppure con sa Jeep, con sa su Ranger che dinanti su sa guida del suo parco. Quando sei girando da solo dinanti questo indito non tiri queste fotografie, se non digali queste macchine, non donghi sta papà gli animali, se vuoi t'assurtimo che si è fatto su selfie con su leoni, due alla salsa conca, dunque si tocca a donare attenzione. Quando bessi con sa jeep, con sa guida, è vero che su varco è manno, però issu su scinti a onde vunti gli animali, a onde andano a buffai, quando vunti in su umbra, insomma scinti, qui dunque sproso manco, che è una cosa sempre da busy, manca si a manno su varco. E c'è tutto è capitato a noso, da non ferma solo come ti vi accontenti Fabio, e ho girato sia da jeep e sia da macchina nostra, beh, si depunai che a gusto de sus affari de su Kruger è stata una delle emozioni più mannas, ma non scetti dei viaggi che ha provato, di tutta la vita mia. Poi te la vai, quando una dia su notte vemmo girando già su Scurigadrogiu e io vi i leoni femmini stupendini de su bush che dinanti sono della vegetazione con i leoneddos infatti e si punta accostare a questa macchina si castiai sul finestrino mi sono imprezioso pure e sti stette una cosa di un'emozione aici bella come mai dopo provavo e a un crasi c'è tutto d'un masco due leoni masco con causa a pari ma a sta distanza che devo con Francesca ad 1 metro scastiamo un facci una cosa, un'emozione troppo umana, ma c'è tutto che andano un po' elefanti, rinoceronti, poi da due subisi proprio a 1 metro, proprio se usa accanto ai pari con questi animali. E si depunai che questa sensazione che ti da arriba da essere una cosa di una potenza, ai ci forti come ti non da mai provato, mai. Ma poi ci ho potuto pensare, ma poi te che mi ha fatto questo effetto ai ci forti? Poi questo fu un animale che noi non lo subiamo mai. Finché un bufalo, una giraffa, una zebra. E dunque, se fino a livello nareoso di frequenza, di energia, è una cosa che noi non si intendi mai. È una cosa nuova. E poi subire un animale ai cimanno, una manifestazione di questa natura ai ci potenti. Come ti uomini di non sapere di intendi spitticheddu. Pitta noso se abitiamo come ti uomini a pensare di essere immersi di tutto, di essere in pizzo su dessa tasinara, di questo ecosistema, di sciusciai, fai, tutto come ti si vari de pragi, di sei immersi, picao e fai uso. Quando ti accatta un elefante a 1 metro, ti accatta scasa spitticheddu, ma vitticheddu. E se si sceglie una particella a intro di uno sistema, impari a tutti i altri però, impari agli animali, impari alla natura, tu sei una parte, ti chedda pure. Non sei in un ecosistema come ti sei un noso, no? Che sei sfissato e convinto di essere sul centro e merisi. Sei una particella, ti chedda. Ta gatta sono vaghetto collocato in dimensione tua, giusta,
una marti, impari a totus atrus, vitichedda, dunque. E questa è una sensazione sconvolgente, cioè che proprio ti vai di imbriagatura. Ma non so che sei sensibile o naif o conosciuto. Oh, tutti schivianta con me, gente di tutto sul mondo. Gente di tutto sul mondo. Oh, antintendi tutto sa proprio cosa. Tutto teniente questa sensazione de comprendi questa cosa di essere una particella, di essere tutto un pari, di essere fratisi con gli animali. Come che sienta fraticello il nostro spitticedus. Tornai da intendi tutto. Tutto santi dentro, gente di tutto il mondo diversa, con storia diversa, tutto santi comprendi e bio, intendi proprio questa cosa a livello che si possono dire, de peddi, proprio di entragna, no? Questa è una cosa che antibio e comprendi tutto. Dunque, siamo me esiste tornare un'esperienza forte e bella a meta. Poi ho pubblicato altri parcos, ne ho pubblicato una varica intrescita, insomma, da paccutto dei parcos, e ho fatto affari sia da terra e da acqua, ho pubblicato i ippopotamo, no? Forse sì, a chi ne dai nelle mie si è andata a ricordare questa pubblicità di quello ippopotamo a Zulu, tutto vittichedo, belligedo, Pampers, così, spannolinus. E beh, si ippopotamo è tutta un'altra cosa, tocca da sindiscaresci di questa immagine, poi questo animale più pericoloso dell'Africa, è più aggressivo, territoriale, su chiedene più morto in sa coscienza, attacca da tutto, ora che sia elefante che è per un anno, ma dest'altro attacca da tutto, e dunque su più pericoloso è si ippopotamo. Dopo ho fatto unos affari in questo a Rio, che era Saint Lucia, Santa Lucia, a certo punto è bello, fonti bello de bere poi di spragi s'acqua, no? Fonti acquatico su meda, no? E tutto ciaccabù, sant'andi d'orranta vesiri, fanti aici con i sorichedda, no? Fonti belli. Poi a un certo punto sparranca sa bucca e bisi questa sanna, è meglio se tornano, ma che do a distanza di sicurezza. Fonti bello se tornano, però fonti pericoloso. Un altro dopo fatto con i squalus. Non fia sapremo che vemo vaendi con i squalus, non diamo manco vai. Poi dopo fatto un'altra lavoro, dopo fatto già i dress de vestita de anadendi con i squalus. Questo però dopo fatto so primo dopo fatto in sa barriera corallina con su squalo balena, che è mano a mano, però è sdentato, questa pappa da plankton, così terra di aici, dunque se è mano a mano è pericoloso. Su Sudafrica invece squalo bianco e squalo tigre per i denti esigenti portata, è manna, spuro, dunque è pericoloso. E sa nadata, sa calata in acqua, tocca da va entro di una gabbia di verro, poi è pericoloso. Noi non diamo manco vai, poi Dania e Palmiro, tanti antinao, tanti antivato, ma commenti se venivo, no, ci calavo, insomma, amanti convinto, e c'è da puvata questa pure. Tornai, in ci portano al largo con sa navi, poi i marineri, se equipaggio cominciano a cegettare i visci, poi a tirare i squalus, no, a s'acqua, quando ne arrivano i squalus e due subisi, iniziando ti ho una tassuttasinata, poi ci calai, però ti pone stamut a intro di una gabbia di verro. E due subisi proprio di accanto c'è tutto questo su squalo, no? Proprio due scazzi in faccia come ti sei devo con Fabio. E a saccapare io stati contento di andare e di dove con questo lavoro. È un'emozione forte con questo lavoro, poi con questo su squalo cominciano a tingiriare e stringiti, donne in giro, stringiti, finché saccando con sa coa. Boh, ogni tanto ti zaccantano un corpo a sa gabbia e comincia a sanziare in mezzo, tutto ingiriato di questo squalus. Così sta po' di toccare pure, però è meglio hanno due stoccare, pericoloso. Però a sta cabata sono stato contento di me la sai convincere da vai questo lavoro. Magari abbiamo già fatta, perché si sente una bella emozione forte con questo lavoro. Poi ho fatto un altro safari, dopo ho fatto con non ha più questa balena. Mi adesso piace bere sbalena, però non fi a suo tempo, se dunque non da pubblico, però ha fatto più pinguinus. Ha fatto due safari, due sparcos dei pinguinus. Forse se esce che su pinguino sono pilloni, non sono pesci. E difatti i salicedda che porta da fonti alas e tutto, però siccome è marino un meta questo puro, e di fragi su mari, questa sala si acaba con questa evoluzione, funti bene a essere tipo pinna di pesci, no?
E tu poi ti arriverai in mezzo a sacco adesso mare. Fonti belligerzi, fonti pitticheddus, pitticheddus. Questo è il suo pinguino africano. Ci andati paricci a razza. Vemo in Sudafrica, dunque si deve più su pinguino africano. Che è pitticheddu, belligerdu, meda, curioso, simpatico pure. C'è che fragata. Fragata de pisci pudesciu. Poi siccome ci imbocca da sacqua, così protegge del suo friuso. E il tasinante questa spezia non scattano, non mi bene su voi, una spezia di olio, di olio, poi si protegge, difende da questa aggressione del suo friuso ai cimeda, no? Del oceano. E quest'olio però, fraga, devi scipodesci. E dunque, futti bellicello, però, tocca, se tu passi un naso, fraga, una cosa curiosa. Comunque, tornai, sa natura del Sudafrica è una cosa squartarata, troppo bella, che sia de terra o de mari. I zittatisi, tutta un'altra cosa, un clima proprio che non fai, che non viene da bene, pericoloso e tutto canto. Una cosa bella, chi dente però poserrai del Sudafrica, chi dente su Sudafrica è su Binu. Su Binu ci danti portavano i europeus, però solo in Africa individuale, dunque, sagina gegoidi. Anzi, imparavo a fare subino. E insomma, il subino africano è ben essere uno dei più quottausi del suo mondo, subino sudafricano. E beh, dunque, due questo turismo, pure delle degustazioni, sino a che turismo coloniali, c'è de gente ricca, de biancos, nareus. E beh, si è andato pure, insomma, sono alcuni, sì. Mi tanti vantaggi, questo bino, beh, lo da stare pure. E ando a fare queste degustazioni. Paesaggio di cartolina, cioè Sabingia tutto terrazzata, senza monti, tramonto africano, tutte queste cose esotiche, no? E tutto bianco, subito è una cosa per ricco. Pensai che devo con i amici e fare 4 calici di vino, due sono bianco e un rosé. Su sommelier, sezzi a mesa, con noso che si spiegata a donne a giro e t'avevamo sbuffendi, sta storia del subino e tutto. Su calici bello preno, Vino, squartarà, vino top di gamma, scesi canto di sospendio. 4 vino su sommelier, tutto questo conto, Tutto San Baratam, 5 euro. Mo potevi fare su paragoni con Castello. Vino buono, ma che stiamo a spagovago del Sudafrica, ci chiedono domande su Indonesia. Poi incruzzai Fabio, che non accodeo su. Click, su titolo click. Non di bene di internet, non c'entra nulla internet, ma di bene di sa lingua click. Chiesti una famiglia di lingua che cristianano certa etnia del Sudafrica e stanno a cristianando in certa lettera fanno una specie di zacchido di aici. Pare di una percussione, però durante non faccio male però sì, in diverse lettere. Difatti sì, su click lo tenevo in italiano pure quando non era posta negazioni, no? Bene sì. Questo tecnicamente è un click, è un'occlusiva dentale, un pochino in mazzi a pago con linguistica. Chi lo si intende fatto bene, questa è una canzone in YouTube di Miriam Makeba, che è sudafricana, che si chiama The Click Song. Cioè, il suo titolo di adero non è questo, però sicuramente non si buono a pronunciare, può da conoscersi easy strange, non è reso dante vostro The Click Song, però su titolo non è così. Però che cercai The Click Song da Gataisi, di Miriam Makeba, e si intende di sta cantendi in sa lingua sua che è xosa, una cosa di aici, setnia di issa. Pare di una percussione che è andata a tempo su, però è stessa normale che stiano in sa lingua sua, come te che stiano a fare questo zacchidero di aici. E insomma questo click, tecnicamente click, sicuramente devo mi interessa della lingua minoritaria, senza dopo questo click su titolo ha fatto bene a me donare. L'altro titolo è Maniok. Maniok è il titolo del suo conto d'Indonesia. Maniok praticamente è una patata. È una patata che
e nasce in America continenti però, non Stati Uniti. E di questa patata andiamo avanti una varra, fanti una polenta, però si va a pantare questa patata pure a fritto, a buddio, insomma, come patata e tutto questo. E secondo me questa patata è forte in meta, cioè cresce in ogni luogo, cioè agguanta tutte le condizioni ambientali, sì. E se diffonde se si sprazzinata in tutto il mondo, dall'Africa, infatti si deve da pagata in Africa, pure in Asia c'è tutto, e da va a tipo patatina fritta pure, in busta di aici, e secondo me dopo tornare a gattai. In Indonesia ho deciso di dedicare questo titolo del secondo di Indonesia, poi pensare che sa maniocca a posti di Sarroso ed è su siciliano e sa fonte del nutrimento per umana dell'umanità, cioè posti di Sarroso e del siciliano dove sa maniocca. C'è una regi, una patata e ci popolo, una reusa e ci umili che ha fatto un grande servizio all'umanità, a miliardi di cristiani in tutti i continenti. E insomma, di dedicare a su manco, di tornare grazie a Spago di dedicare su titolo del suo conto di Indonesia. Insomma, questo conto di Indonesia, questo viaggio di Indonesia, c'è tutto esistente con me un viaggio diverso, perché esistente un viaggio dei mari. Io non ti faccio mai, vivo già accanto ai mari, dunque non tengo bisogno di andare a mare. Però questo allora un viaggio dei mari, a Viri. L'Indonesia è uno stato arcipelago, cioè tutto isola, fonti già in 1000 isole, e dunque sa mari individuati, però sa più famosa è Bali. Bali non è una città, è un'isola. È un'isola con 4 milioni e mezzo di abitanti, sì. Non da a visitare tutte le mille. Dopo a visitare Odresi, Bali, Lombok, che è un'altra isola, e l'arcipelago di Gilis, che è un'isola proprio a 3,5 tra Bali e Lombok. Bali è l'unica isola dell'arcipelago indonesiano che è indonesiano, dice scusa, induista, la maggioria è induista. I altri sono musulmani, possono prus. L'Indonesia è stato musulmano per un anno del suo mondo, conti già 300 milioni. È stato per un anno del suo mondo. Bali, su che se intendi, de Bali è turistica. È vero. È turistica, a parte che è 30 anni si muove su turismo in Bali, però Bali è in pizzo dell'Australia e dove è tutto questo turismo dei surfistas australianos. De quello piccioccones, ma non mano su biondo, su più lungo, sempre birrigette in mano, no? Che si campano facendo lezioni di surf ai turistas. E tutta questa vita e su spazio di Bali è fino a uno spazio di turismo nareoso, si possono dire, nareo superficiali, discotecas, embriagheras, casinos, feste, e tutto aici, insomma. Dunque, se è vero che Bali è turista, e il suo turismo è di questa genia proprio, dei spazi e basta, insomma, tutto s'altro fa Napoli. E è vero questo pure, però si deponai che Bali agguanta ancora qualcuno motivo a regione di interesse proprio, per la cultura che tieni. Difatti, si commenta arriba a Bali a indicare di apparecchio. La prima cosa che bisi, ma fino a sa polizia o su personale dell'aeroporto, la prima cosa che bisi funti i omnisi a Gunnedda. Come intendi calasa? Bisi questi omnisi a Gunnedda e a giapponesina, cioè ti indaccatta proprio che si sarebbe una cultura forte, che tiene un'identità forte. Difatti sì, i omnisi in Bali girano con questo pareo, no? Che diventa Sarong, questo è un pareo. E non per tutto, cioè, tornano fino a questa polizia, su personale dell'aeroporto, sa divisa di Isus, pareo e giapponesina. Poi tenete su cappello di Isus e tutto quanto. E su tasinara da, ma fino a sei turista, ponai certo tempio su po' di intrai, ti duppi sponni. Manca sia sta creazione longo su. Sei obbligato a tivoni su Sarong. Dunque, o ti do donant a Isus in entrata, o ti da fitta, o ti do compras. Ma siccome te stai barato, non da comprare 4, bonai. Fonti belli gedus, fonti baratus. E non scetti fonti belli gedus, ma si depo scoviai ai maschiettedus che fonti noi. Casa Gunnedda, Donino, amico mio caro, è più comoda a me da descraziones.
Sada con bene a cambiai. No, decisi tavaius. A Susarong. Di cambiaus pago pago su nomini. Di poneu Sardong. E da adottaus in noi vuru. E besseus dove tu. E do lanciaus in noi vuru. Ora possierrugus. Possier. Però tornare è una cosa comoda. Devo, cioè, s'accabata, mi ci sono cattato bene. Mi dovremmo già donne a Dio. Poi quando ti domani si va andare su tempio, poi quando è posto ti do l'asta, tanti può andare a mare, può andare a buffare, punti tutto a sarong. Dunque se non è manco appropriazioni culturali, è una cosa proprio ti vedi in tissus. De do fai, te non devi sponi, c'è pago de. E dunque tornare, questo pure è un segnale di identità di forte chidenesi. Ma fino a questa religione, come ti sapevamo prima, fonte induista, sangunis. Induismo balinese, che è diverso dall'induismo induista. E difatti si duadi, isus tenenti, deus, divinitati, che in India hanno due fonti. Fonti cosa sa proprio scetti de Bali. Poi sa religiosità di chi tenenti, da bisi dogna di, poi dogna di va in saltarino, in sull'imminaggio de Senna, andano a pregare. Poi sa cosa bella è che hai stempio su punto petto, non è come in India, no. In India può disandare, però non tiri sti fotografie, sta non fezza sta vita, senza di cunis, non fezza sta casi, castia e cittio. In su induismo balinese può disandare, può partecipare a tutti i rituali di purificazione. Deve tutto, ma che non sia induista. Se andava, andava fatto i rituali di purificazione, in tempi, in acqua, con tutto sa mizza, qua, tutto canto, benedice, sagrada, e tutto canto. Cioè, può partecipare, è bello meda. Cioè, proprio ci imbucca intro questa cosa della religiosità, da bisi e da intendersi, sa gente puro, come ti punti, dunque è bello meda. E sa musica che tiene pure Bali. Poi chi sta appassionato di musica etnica, come a me, io sostengo questa musica tradizionale che si chiama gamelan. Gamelan è un'orchestra del metallofono, che fa questo suono che è ripetitivo, può entrare in estasi, no? Può badare, no? E difatti si accompagna su ballo puro, questa danza barong, di Sinanta, questa danza. Devi si conosci pure, no? E di bene dell'India, questo lavoro. I ballerini si portano questa maschera, tutto mano a mano, colorita, tutto pintata, si muovono tipo marionetta, no? Ai scatto, no? Con i soghicelli su ventaici, no? È bello umeda questo pure. Donde poi più d'uso di concerto su di musica gamelan, questo con s'orchestra e su ballo barong, e un altro gamelan vocale di Nantissus, che è orchestra, ma con un coro su dei zombini che fanno i spartesi dei metallofono da sfanti su coro dei zombini. È bello, c'è tutto. Però noi in questo tipo di coro di Nanta Kechak, noi più gammela, ma di Nanta Kechak è questo scorus. Penso che sia un suono onomatopeutico, poi davanti tipo ciacca ciacca ciacca, c'è una cosa aici, no? È accompagnata su ballo questo. Troppo bello, a chi ne divraggi sa musica etnica, ci si do in YouTube dei zagatai, però sa verità di tocca da danai pure, sa musica ufficiali de Bali e sul reggae. Donni al logo che anda sa agatta sa gente sono di reggae, badendi reggae, sparendi reggae de sa cascia USB, donni al logo reggae. Noi c'è poi sul reggae discese è una musica caraibica, però deve essere accoppiata bino, mari, cioè bino mari, soli, surf birra, brudebino, birra, surfista, questo mondo ti zerria sul reggae anda a me, da veramente. Devo iniziare questa vita mia e noi mi interessa delle lingue, dunque mi sono interessato un metodo fino a questa questione della lingua, poi in mille isole, tenete mille lingue, poi tenete questa lingua ufficiale che stiano ai politici, ai giornalisti, però ognuno si chistiona questa lingua sua, non di chistiano manco una, chistiano inglese e chistiamo un inglese. E tenete un accento particolare, curioso, un meta, no? E sbagliano tradotto i vocali, se dobbiamo ricordare una di famoso fendi rafting di scesi i testi. È una cosa sa moda che fanno i turisti, tutte queste cose sa moda che vanno con rafting, bungee jumping, tutte queste cose. Praticamente si dentro di un gumone, di un ciscudi, di un arrio. Però se il rio deve essere bello avvolottato, perché no non ti due spazi,
E ci saremmo questo capitano che avvia da indonesiano, no? E a un certo punto mi fai di snack. Noi pensiamo che moglie donare un pacchetto di crackers e invece si fia da snake, fia da uno serpenti, cioè lui da serpenti si incosta al rio. A volte insomma è pericoloso pure. Ma sta cosa più curiosa è che confondi questa F con questa P. Cioè tu andai a un ristorante, pica sul menù, e gatta si è scritto toppu, ed è pesicire che non è pezzi doppi, ma tofu. Ma scritto con P proprio. Oppure gatta si è scritto coppi, K-O-P-I, coppi, ed è pesicire che questo è su coffi, caffè. Ma da gatta si è scritto H coppi. E dove pronunciano pure H coppi. I sostenenti questo conto non fa da ridere, questo conto triste. Tenete questo caffè di nanta Coppi Luwak. Luwak è su nomini locali su Zibetto delle Palme, che è un animaletto che si può suonare, è tipo uno visone, una cosa di aici, uno bucammelli, marmotta, no? E tenete una storia triste, questo animaletto. E di bene di po' colpa del colonialismo europeo, poi gli olandesi, che caso curioso, come viene in Sudafrica, viene in Indonesia pure, gli olandesi, manca dove apposta, e due tenianta i spiantagioni di caffè, no? Fa niente su caffè, però questo povero de indonesiano, non scelte due traballanta, come a scrauso, ma non devo diventare manco buffai, sa belle cose. Cioè, ne buffanta certi colonizzatori, certi europei. Io sono due traballante, ma non devo diventare buffare, non menzoro. Pensai sa beffa. Pensando questo povero disgraziato, pondi po' di buffare di suo caffè in solo, e t'avvaianta. Di pinnicanta su caffè, papau, digeriu e bogau de su luac, cioè andau de corpus, no? Già se comprendi. 250 su viso de su caffè, 2,40 e si fa niente su caffè, cioè un areo riciclato di questo povero animaletto. Cioè, pondi buffai, del suo caffè in soro, un areo. Però, quando donna presentata che faccio, fanti tutto, sta battuta una cagata di caffè, vabbè. Già è facile. Come ti si sia da questo europeo su ben intesciti di questa trassa, no? Di questo caffè, cacao, e dove ti da stai questo sporo? E dove da stanta? E dispragi puro, poi te per essere che tanta cattano questi cedo esotico, non riuscivo. Stai per essere su passaggio e tanta cattano questo gusto esotico e decidi di due produci in maniera industriale. Cioè, poniti proprio un stabilimento di Coppi Luwak. E beh, indi su Coppi Luwak è su caffè più caro del suo mondo. Su più caro del suo mondo. C'è che hai questo animaletto e poi c'è d'un gozzanta, c'è d'un prenditi a marolla davanti papà e poi depi cagai su viso e poi vai questa produzione, questo animaletto bene disfruttato, no? Commenti a foie gras, no? Per esempio tipico su foie gras, commenti fanti papai da povero, a malo poi si shoppai su figa. E c'è tutto fanti in questo animale, fanti papai possa marolla, poi devi andare de corpus e poi i tasinantai su viso del suo caffè. E dunque questo è sfruttato questo povero animale. Che io le esisti che dopo da sta, la risposta è eia dopo da sta. Poi dopo da sta, prima di tutto non scemo questo conto. Non riusciamo. Scemo, abbiamo un tendio questo Coppi Luwak, abbiamo con questo amico indonesiano, secondo noi su Niasa. Allora, dove sta questo Coppi Luwak? Che te, non conosco questo nome. Questo caffè, non mantinavo nulla, maladito. E questo caffè bruccato del sumo, una cosa locale, una curiosità, certo, dallo da stare. Costa 5 euro su un caffè. Una ciccarella normale, no? Una dose 5 euro. Vabbè, già non i 5 euro se mi darei proprio povero, tu da stauso, una cosa da stare. E c'è buono, ma che tu, saporetto curioso.
Ma che due particolari? No, già fai. Da cattare online puro, che do lei stai. Però e poi c'è tutto su conto di un casà. Castia viri bosatro su che si è caro e soprattutto del suo mondo. Castia viri bosatro su che si interessa a fare queste esperienze sensoriali. Pensai al suo assaggio che ha fatto, al suo viaggio che ha fatto, che si interessa. Boh, quanto ci sei, Cristiano Andy? Una domanda. Henry, quando è? Sende sta andando? Hai sciri canto dei neus, dei tempos? Che microfono? No, no, dai, su manco, no, cose contai, cindesti, però non si possono contare manco tutto sul libro, da gattasi in forza. E chi A che è interessato, no, chi Galincuno approfittavo. vuole fare una preguntetta o Francesca. Francesca? No, non ti intendi senza registrazione. Deci minuti. Yeah. Cambia a meta. Ma sa spiritualità o scetti si slamma o le si sceglie? Ma ragazzi, a me il Asia è sul continente, a parte è sul continente che mi piace di Bruce, proprio Dumongo primo in classifica. La spiritualità di Asia è diversa a me da europea, a parte che noi siamo figli dell'illuminismo, del scientismo e dunque sa. Cambia a meta. Cambia a meta, cambia a meta. Da commenti a occidentali, mancai periferico e tutto questo che oggi, sì. Però socializzavo come con i valori occidentali, mi dicevo accattavo l'uego, che s'Asia tiene di una spiritualità di diversa meta, forti meta, cambia, questo logo, ma non meta, cambia meta, però da intendersi proprio in dirittura, come ti sei in buchendica, cambia meta. Poi questa spiritualità è una cosa che serbiti, una cosa che serbiti donni a di. Non è una cosa poi i eremitta dell'Himalaya, è una cosa di tutti i uomini di donni a di. Donni a di, donni uno, teniti, uno lo chiede, a onde si pinnigata, si concentra, entra in contatto con il suo divino, che sia in suo tempio, che sia in suo liminace scena, che sia in domo sua, non sa io. Donni a di, uno, tornai, spazi cedu, luoghi cedu, possa divinità, tipo tu, vuoi concentrare, vuoi connetti, che Dio là un'hai, lo tenete. E tu bisi dessa gente, commenti bivinti sa vita. Poi in sarruga sa gente che quando da topiata ti fate un bello sorriso, ti nata bene beniu. Io quando girammo in India, minaranta, a parte Welcome to India, minaranta fino a I love you, ma omminisi, ma senza dei interessi passionali, poi donai su bene beniu. Dubisi dessa gente che funti poveri, appiccicaus a terra, però funta all'irgus. Questo secondo me è bene dessa spiritualità di chi tenenti, cosa che noso si dice scaresce. Questo in generale. Poi dessa religione cambia a meta, l'Islam cambia a meta. Cioè l'Islam dell'Africa è diverso a meta dall'Islam del mondo arabo. Cioè, è meta, è manna a meta. I arabo sono anta che l'Islam dell'Africa non è manco Islam. Cioè su Senegal, ponai, i femmine beh, senti tutto su scollacciata, cioè non mica funti a velo un conca, ma quando mai? E di fatto si arabo su disinanta che non è manco Islam. Calincuna a velo già da bisi. Però funti tranquilli. Bivinti in pari, buddistas, cristianos, islamicos e induistas, possono prus un pagi,
Però in Bali pure due stati attentati su estremistas islamicos, due volte con mortus pure. Manco de Dio Rameda. Però cambia meda se l'am de un luogo a satro. Cioè, tornare da Africa a Asia cambia meda. Su Senegal ponai deni di un Islam tutto a conto su. Poi da due stati uno Sufi, Amadou Bamba, che ha fatto nascere una confraria che in Samuridia, Murid, è tutto uno filoni particolare, un Islam pacifico, tolleranti, è tutto a conto su, tutto diverso. Infatti tornai disinanta che non è manco Islam, è proprio una situazione specifica particolare. Poi secondo il logos cambia meta, che andas a Dubai o andas a Teheran, come a Pozio Birideo, cambia meta, possa femmina, posso un pruso. Devo sono sempre andato a logos islamicos, a parte che quando una faccia aici, già da sapere che mi cristiano in arabo. Ma una femmina, ponai, quando si andava a Iran, fiata a obbligo, fino a voi turistas, e dobbiamo essere scritto in inglese puro, per due comprendi? Turista, rispetta, sa lei di sul luogo, pone di sul velo, non ti ponga a fare cosa in pubblica con i sommenisi, ma manco a manovigare, nulla. De pistesse aici, poi noi saleti aici, che andava bene aici, che no, quindi che spesi, e tornati in Dom. Aici, in Africa, in Senegal, poi come ti sei andato deo, altro luogo, mai una cosa di aici, di sta po' di birri, mai. Che andas a Dubai che sti nei Emiraus, come ti sei andato deo, e sti la Las Vegas del mondo arabo, Dubai. E gatta sa fine sa prostituzione, meda, cinese, russa, alcol, discoteca, spazio, cambia meda, sul mondo arabo e manno meda, cambia meda da un luogo a satro, ma meda, c'è da un estremo a satro, cambia meda. Poi ta dubbo li sta sciri. In Indonesia, fonti mille isole, da poi biotresi, dunque non riuscivo, però quando si andava a Lombok, che è un'isola islamica, uguali, festa, ambriagheras, gente girando spitturriata, birrigetta a mano, su casino, turismo, e fonti musulmani su Lombok. Non è che abbia sta prusu serietà o prusu clima de festa e c'è tutto. Lombok tra poco adesso che a Bali è tutto uguale. Non scantano su est uguale a Bali. Turismo superficiale de massa, de spazio, su prusu leggero, prusu casinista. Non scantano su è due arriba. Sì, se andate è così. Un'altra pregunta. Enrico, quanto teneu su? De tempo su? Serrato. Chi calincuno vuole uscire calincuna cosa, Dave? 10 minuti se serrato. E chi vuole serrai, sa ricordo che chi vuole comprare calincuno libro do Dave, noi in fora sa gattai sa orietta, a gattai costo, che è surtimo, click, che avunti sempre due scontos. Du viaggio. Du viaggio. E poi vinza gattai altro libro su pure, saccina. Altro libro di viaggio e calincuno altro non di viaggio. Chi vuole serrai scoviendisi calincuna cosa di fruccendi? Tra 2 mesi bessi sul libro nuovo, un altro libro del viaggio, sempre in Asia, tornando a suo conto che è su continenti che mi piace di Bruso. È ambientato tra Malesia, Borneo, Brunei e Singapore, tutto un viaggio. A tornare a Natale con i squalus e tresi. Cioè, e noi in Pirri accanto a quando però in meta tra pago bieso si squalo spuro giravo a gommoni tocca si ingolli si aggabbia del domo è un viaggio che mi piace meta in Asia e staccante dell'Indonesia, sa Malesia e c'è tutto su Borneo giungla posso un pruso giungla mi dice un po' questa cosa che terremo dei birisorangus ci da provata a viri Sorangus. Poi ha provato su Brunei, anche due su Sultano, no? Uno stato musulmano a ricco meda. Sa Malesia, c'è tutto ha provato. E Singapore, che è uno stato che va a parte di Sa Malesia, ci sono tanti bogaus.
di questa confederazione malese, e poi agora è uno dei stati più ricchi del suo mondo, Singapore, che per me è si inferro, cioè si inferro, una basca di si morri, sa gente è tipo vrommica, sa, domo tutto attaccato a pari, pensano a scelte a correre da un luogo a satro, traballando, come, cioè per me proprio, questa cosa per accanto a Sinferro deve essere Singapore, per me. Gente, leggia, una cosa che non fai. Per essere su clima pure o sta cosa che si va a panta, però gente che ci legge ad ottuari si castigai. Fai monte di ora che non senti bene. No, no, tapanai che do sappo do causo vari velluto. È una cosa troppo bella. Quando famo in Indonesia, no, 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 no. Castia, quando famo in Indonesia, non mi ricordo che vede, in entrata di un tempio o in un mercato, lui via questa femminetta in una mesa, portata un serpente di piede sono 5-6 metri, sono una cosa longa, longa, tutta trottociata. A pizzo di questa mesa, carini individuo a tipo Galileo, a Ici, tipo, poi no, questa femmina con questo serpente, mano a mano. E mi disse, accostavo e dopo che era questa femmina, ma tu posso toccare? Se mi hanno pagati, fate a fare tutto. Stando dopo pagare, dopo fatto questa mancia, e già dopo toccavo, ma che di no, vari velluto, liso, 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 una cosa troppo bella. Ma poi buono, buono, non si muoveva nulla. Ma troppo bello, Castia, una cosa... Isu, Deo, ma street food, cioè cosa, non c'è arruga e tutto. No, 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 sempre questa cosa del sul logo, sempre. Certo che andi pappa, sai. Ascolta, Madda, non so papà a scaso marzo, ma te sei usato tretto di criticare esatto, la casinanta che aveva schifo a noi, Diolisi, bremmini. Castia, deve a papà, tarantola. Tarantola a papà in Cambogia. A papà su bremme de su bambù in Cina. A papà bufalo, yak, a papà squalo, San Medusa, che poi Castello era su brombolo, dice San Medusa è su brombolo. Medusa a papà, squalo di a rana, gente a papà c'è tutto. Coccodrillo a papà, a papà. No, no, troppo pure ci andate. No, no. E poi gazzella in Sudafrica, avestruzzo, cosa di Aici. Ma che ne via cosa non t'appo compreso? Ah, babbo tu. Eh. 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 Questa è una cosa culturale, questa è una cosa culturale. A noi si nanta che aveva schifo che mi papà ho scaso un marzo e che alle gravito e tutto canto. Dunque, questa è una cosa culturale, questa è una cosa culturale. No, adesso sono curioso e mi piace da tastare, ma che dudotto quando sono fuori, no, non mi ingollo in malloredus del domo, no. Papu, papu, come ti va Pantagussus, papu Deo? Con in mano, su, sezzi a terra, tutto stesso proprio prato. Non mi porta a nuda, non di olio trattamento speciali. Quando fai in Africa, a volte mi duvaianta, no, perché mi bianta bianco, io sono spappanta in terra con in mano, no, tutto stesso proprio prato, già uscisi. E sprimutissimi poi niente, praticare da parte con una collera, a solo, in un'altra posente, poi siamo un castigo, una punizione. Non uscire, se ho benissimo conosce africano, mi ponese a solo, in un'altra mesa. Ma no, come ti si spappando in bosatro su papà, non di olio trattamento speciale.
E certo, certo, certo. Eh beh, certo, certo, certo. Eh. Vabbè, è una cosa, è un tabù culturale, ma è normale, è di aici. Chi ti dà intendisi, in dirasta, che no, a gatta sto tu satro pure, ormai a gatta sto tu in ogni luogo, non ti mori de su bambini. Però io sono curioso, mi piace di, che non è proprio una schiforia, secondo sa. No, mi piace da tastare, sono curioso. Un'altra domandetta, vai uso. E da faccio deo il sanno su che ne Da? pare suonato. Calincuna simbillanza de naturaleza con sta Sardegna in Sudafrica o in No, Nord Africa. De Cioè, Brusu. beh, Nord Africa sul Mediterraneo e cussa simbilla da su paesaggio, matta di olia, cose di aici, fino a smurta, murta gatta, insomma che do. Sudafrica calenco una cosa in su bush che dinanti sa vegetazione bascia nareuso. Calenco una cosa può da simbillare, però gli animali fonti diversi, in matta fonti diverse, poi questa cultura è troppo diversa, cambia a meta. Adesso in Nord Africa pure, manca sia a 200 km, cambia tutto. A parte che è punto islamico, su dunque. Questa cultura marocchina manca sia a facce varie, se accanto, se vicino, però è diversa a meta, non. No, è troppo diverso, no, troppo. Però io faccio sempre a Simbilus, poi questa realtà di chi conosce è questa Sardegna, dunque la faccio sempre a Simbilus. Prodotto delle lingue, delle etnie, delle minorie, commenti punti, commenti puntandendi, tutto quanto. Però questa cultura è diversa, no, è diversa. E su bello è così pure, no, di andare a vedere una cosa diversa. Che vi ha tutto uguale, mi andava a ramo grocca un domo, cioè, no. Se andando a vedere una cosa diversa. Anda bene. Iniziando su Oh, c'è Tonino che voglio fare una domanda. Tonino. No. Se si andava a papà una pretta, una cosa. Ci tenevo su Bremen a cenare, di Stentas. Iniziando Serraus, si regodo il libro su un deo obiettivo 200 su. Non si andava, che non lo so spacciare 180 su de più vendi, C'è questa cascetta di offerta spuro su festival, che io lesi a Giudai, la sento un'offerta in sintrada, dove è una pingiata. Ah no. La sai un'offerta manca sia simbolica, che aiuta a tutto e serve tutto. E poi devi presentare pure. E poi c'è la seconda parte della serata, Sonausu, con Battista Dagnino, musica tabarchina mediterranea, dunque sta stenta sì, 5 minuti di pausa, no, Enrico, ti ha preso una pausa, 5 minuti? E hai ci concordato su palco che già è messo pronto pure. A tra porta, grazie a Fabio Sala, a Totus, a Simponia, grazie. Salute a tutti, bentornati a Trasardo e Profano. Se seguendo sul festival, funti decidisi dunque se carico sul programma di Occanno, ci tenevo sul laboratorio a Mengiano, concerto a Meri, due concerti possono pruso, io ho fatto libros e musica, poi Sassozio Simponia che Sassozio che ha concordato tutta questa rassegna, ne fate un altro lavoro che si era libros proprio. E oggi questa edizione di Occanno ho spinnicato questa due rassegna simpatiche e ho fatto libros a intro del su festival tra sardo e profano come ti scesi e su festival che pinnicata e fai da tua via questa musica sarda con questa musica di tutto sul mondo. In questa edizione pure di Occanno ci tenevo su spagnolo, su scozzese, su irlandese, insomma di tutto sul mondo. Una regua suonava, sta 3D. Tornai su programma è lungo e ricco. Oggi ci tenevo a Battista Dagnino, che è un musicista polistrumentista di Carlo Forte, dunque sta barchino che canta pure un tabarchino che scesi e sa lingua che di bene del genovese che si canta in Carlo Forte, che è tipica delle lingue di Sardegna. Tenete un curriculum e una storia il suo volo ricca a meta di collaborazioni con musicisti, questo Lionge che tiene con De Andrea pure, perché adesso fate un omaggio a De Andrea pure.
po' mori di questa lingua, no? Del genovese, però tieni fino a altri progetti, poi è stato a fare un pacchetto dedotto dei progetti che tieni, però più di cristiano di Deo, di nuovo a Isso, a Battista, desidero presentare, non riuscite da cristiano a Barchino, in quarteso, poi vivendo in quarto. Benvenuto Battista, raccontaci un po' la tua storia e il progetto di oggi. Grazie, buonasera a tutti. Allora, il progetto di oggi è un progetto comunque che è in divenire, perché quando sono così felice di essere invitato in certi luoghi con i quali con i nostri amici abbiamo comunque contribuito con i concerti per riattivare, comunque dare una mano per riattivare questa casa fantastica, uno ci viene sempre col cuore in mano e col cuore anche aperto. La verità è che il progetto non è identitario, specifico su una rotta, diciamo che ci piace viaggiare, con me stasera ci sarà Tonino, poi ci sarà un altro intervento di un altro amico, in 2, in 3, in 4 quando capita di suonare, ci piace comunque trasformare in divenire sempre le cose, perché le cose, la musica è fatta dai cristiani e soprattutto dalle anime dei cristiani, e quindi a seconda delle persone che ci sono a fare il concerto e con le quali si collabora, le cose vengono differenti e cambiano, e questa è la bellezza della musica. Prediligo, come diceva su Maestro, che prediligo fare, questa sera sono stato invitato proprio per fare delle robe in tabarchino, però non disdegno comunque spesso e volentieri con i compagni di viaggio di fare delle robe in italiano, di autori, di insomma anche cose mie, e naturalmente è sempre più emozionante fare le cose nelle quali si crede sono uscite dalla tua pancia e comunque riesci a farle arrivare alla gente. Che dire, sono contento di stare qui, mi fa piacere, e anche se sei in pochi, sei buoni, speriamo che senti bene quello che già avverte, noi siamo contenti adesso, no, buona saiagna e alla prossima anche un mese. Okay. Grazie a Tonino Macis a sta chitarra, cosa da aggiungere Jonathan a esi strumento sardos con una sorpresa. Spasiesi. In scena tra terra, tanta giornata, strass, allena fuori che le vea, e te prima, io ci dato buca russa, perché belle, belle, belle facce da parlare. Le Paole na cufa, le Paole na Gian Cappello, compagnia Vigni rosa e cose de uegge, e legno fai 2000 senza niente, se brilla e non serve
serve parole per capire, non serve parole, non serve parole per capire, non serve parole, non serve parole per se fa festa a luna con di canti antichi e te torna il sorriso quando è l'indomani scrive non sta messo giorno da felice. A saudade até pige, anche se te conosciule, anche se te conosciule, anche se te conosciule, anche se te conosciule, anche se te conosciule. E quelli suoni che ora mi ricordo ancora, quello dove sassi sai de fiume, con ste gente da casciare, con ste gente, con ste gente da casciare, con ste gente, con ste gente da casciare. Le curta e strana, chi le crua, chi le curta. A me ci matto ad vigna e qualche galetta. A me vista non si è persa, qui solerfi una sersa. Passo il tempo e se che penso, e tu giorni ancora
quale respiro. Stelle e non spaventa pelle, un grillo che cantava alle lenta stena. Aspettavo a Lignanea, ma sta stanza leggera che se conta meno fue e se san letto vai. Scambia o mundo, scambia eu não juro. Mai tra i quattro siamo chi che si assunemo tutti due una forcina anche te lo che tace che io so che Tonino Macis. Beh, questi due brani erano due canzoni, insomma, molto di festa e di convenevoli con persone che sono venute a Carloforte e noi siamo andati a trovare come cricca, come amici, come si dice dalle nostre parti, in continente. In continente, non tutto attaccato. Ecco, questa invece è A Can Sciummo, è un brano che è ancora inedito, che abbiamo scritto comunque con la partecipazione di Tonino e gli amici di Eigia. Loro hanno fatto le musiche, io ho scritto il testo e lo voglio proporre perché, anche se è difficile capire il tabarchino, è veramente secondo me una bella fotografia dell'identità di Carloforte, di quello che si vive a Carloforte, respirando nei caruggi e ascoltando il rumore del mare, ecco. E niente, A Can Sciummo. In tuo mondo che da piccini conosco, qui io due in tuo vento dimostro che te pode tu cose e se scrive se dice per Paolo e quei corde che le mengine a poche con le lì io non
non sa dormire, se bevirò i pai carucci, quando il tempo te conte, e chi ne sa sono i vegi, perché han visto ci hunde, e se cante, se capisce poco, intanto tempo si ferma, intanto scange sta giù, alle a canciumo, non de galliantus, e l'uomo qua casetta, giorta mamma du sunto de puidrino, alle a canciumo, non de semporanno, con una cordanta vita che non si può streppare. Posto in tu mondo vicino come un tappo, vuole gli agalla sa bronze sa dorme que hunde, non de cravatte non serve quello che te ti fa, tante mioge santito ci de guardie di carabinieri, e se ti fermi ti senti silenzio anche dentro che alle a canciumo, non è gallinganto bus, e l'uomo qua casetta, shorta mamma da sotto de puidrino, alle a canciumo, non è sempre ora una corda da vita che non si può streppare. All'orga battello capiti alle fresca, che merda in Francia, le merda in Spagna, l'erbo del paese, figo non ne fa. Ti apri a scondo un brazo, c'hanni a merda molto via la baracca via la baracca mia, la sumegna duce, paguccio panfero, a canciumo, non è pagaretta fra po', non ti vedo tu. Perché ti cammini ancora alle a canciumo che ti affammano e racciò guardo santi scregi e cosmo gioia di traghetto i tuoi alle a canciumo che te ne mancano se te ne a bisogno ci incomienza a satomora ste con una cordanta vita che non si può streppare. In tu mondo donde sbatte l'arvetta anche tu non puoi diventare si scorda si sprescia non si atreve freghi gente a strada ma porca in tu cano da saligna incontro se vedemo chas cammino a banchina.
Grazie. Scusate per l'ugola. Questo brano si intitola Pazienza e parla praticamente di tutte le cose che succedono in un'unica giornata a questo sfigato. È difficile insomma spiegarvelo tutto perché è lunghissima, però sono quelle cose che succedono un po' a tutti, ma non concentrate in un giorno, anche nell'arco di una settimana e di un mese. E quindi insomma l'ho intitolata Pazienza perché ce n'è voluta molto, meschino. Sei sul letto, cucù da strassa su mezzo morto. Sai io senno tu belin caffè, tu son tu caffè come me noia morto. Con una noia sola, poca vire l'orga, e poi c'è un lago e tutto streppao. Me lava faccia, se una bella giornata, assai ad abbai van mattina maronò. E pensa, metto shoppingata, ma non che desciamo un caso le finire. Começa stisso a roba de stais, se cerco régua non la trovo manco mai. E sigarette ho finito e feissai, come me viro fitto una comiò. In ta credenza do grande Giovannico che su me sente o che resta anche mo. E poi mi dice anda vai pazienza, e chi che l'ha perché l'ha su me no. E poi mi dice anda vai pazienza, e chi non la trovo te manda a cagò. Qualche bastardo le veniva a rubare, orva sciappa, pabriamente fe, un brinco de scante, un muro un successore. Tutto frappau i sciamman a reversa, un po' di spirito per disinfettare. Intanto c'è come un segno amante, quando un chateau, se mai va a pescare. La lascia a spalla, gente manzana, cagio pa marcia e prima di arrivare. Ma si rammescia con mio de vespe come porta preu attacca a camminare. E trovo scheggio e lenza ma di tu che manco l'ombra. Sono tutto punto ma che bella giornata, che poche non gli hanno da che mai vado a scuola. E poi mi dice anda vai pazienza, chi che l'ha perché la assume no. E poi mi dice anda vai pazienza, chi non la trovo se manda a cagare. Dentro e metto su a baracca, accendo il fuoco e poi mascado e gli asmige con vento che vira che una fumata che non si fa manca sto. Se fetto scuro e bugia a panza continua a cere madonna da no. Anche due o tre fave un po' di vinta lampa e una chitarra per cantare la giornata. E poi mi dice alla mai pazienza e chi
digliela perché la suonerò. E poi mi dice non mai pazienza, e chi non la trova te manda a cagò. Maestro Macis, alla chitarra. Facciamo giullare. Ok. Quindi questa è questo è un brano in italiano, così potete dire Bellin che cagate che fa. Ok? Casa e vita, perché non possiamo cambiare passioni, siamo giullari viaggiatori, con la luce dei lampi, col rumore dei tuoni, e dalle donne ci facciamo amare, perché come farfalli ci fanno volare, rubando alle città i più bei colori, che al momento giusto tiriamo fuori. Siamo giullari viaggiatori che si giocano tesori, nelle tasche abbiamo del pane, i biglietti per domani, col passo della formica annusiamo l'erba e i fiori della terra, l'acqua dei fiumi che scorre tranquilla, e magari se non ci fosse la guerra, ma un silenzio grande come un gigante, più del cielo scuro dell'odore del mare, così la notte ascoltare le stelle cade. Siamo giullari viaggiatori con mille problemi ma un poco notori, che per passione curiamo i dolori, ma i nostri no, perché siamo un po' fuori, scrivacchini nel silenzio. Oh, per amare c'è poco tempo, siamo giullari viaggiatori e non senti alla radio nei televisori, che non chiedono mai niente, ma lasciateci andare, perché il nostro destino è la strada dove potremo suonare. Siamo giullari viaggiatori che oltre 2000 chissà se ci saremo, saremo in pochi col bicchiere di vino e spero in Dio sia ancora pieno, ma saranno le mani che con lo sguardo degli altri andranno lontano, se il nostro fuoco arriverà al mattino con le sue voci e con un mandolino, saremo più grandi ma con 20 anni in meno, tra amici e donne aspettando un postino per sapere se resteremo o via sul prossimo treno. Siamo giullari viaggiatori che per star male devono cantare, il nostro cuore, il nostro amore, se ci incontrate dateci da bere. Siamo giullari viaggiatori di gioie e tristezze ed altri umori, in cerca di parole
Grazie. Chiediamo l'aiuto gradito di un amico che ci può venire a fare un po' di suoni differenti per cambiare anche, ambiente. Vorrei invitare, se c'è in sala, non so se sta facendo cosa, Jonathan a fare un paio di brani con noi. Grazie. Cuca de pria, se muai non te muai, o tu porte via, e un bagno d'estate, impasterai paure, mi se senza vaite. Fortuna depois mi amor este lentamente depois começo sotto o muro da luna anziché muy felice che poi niente ne può se una chance de vita. Che vira reverso io va avanti e in pena che dai vissi ogni dai per bagnare la nuova tanga sta in queste belle città in questo tramonto di te e che mua fortuna depois no amor então este lentamente depois começo
palanche pigiane che se salvemo tra Cheyenne già da sé ma si è muy difficile o vai niente ne peut c'est une chance en débiter. Super Jonathan. Questo brano era Sotto un muro da luna, quello che ci rimane praticamente sotto il profilo, il muso della luna è quello di, lo so, è un po' agreste come situazione, un po' sintetica, però ci rimane di dondolare i nostri bambini sulle altalene mentre ci facciamo svuotare le tasche da questi partiti e da questi governi, e ci rimane il mare per poterci ancora nuotare e il tramonto del sole che, come diciamo a Carloforte dalle nostre parti, ci va nelle unghie dei piedi perché scivola in tutto il corpo e arriva anche alla parte, diciamo, più sgradevole. Ecco. Proviamo a fare Assimma, brano scritto da De André, testo di De André e Fossati, musica di Mauro Pagani del disco Le Nuvole. De chancelando do matinho, caluja lampentera e la truma, vita mia ao specchio denti anni, o seu samia ao specchio da risa, ti metti un corrente non t'incanto, che da tappa scuccia cucina stria, e conta e pace che sono assieme alla zappina, alle zattugie.
prego un giorno di aguggi dritto un ponta de pe fitu jansu fitu tiappusi già storia dell'ugna vecchia del cielo veneggia cieco per la testa la senza o du demà ne sciale persa leggia cosa tu fa cosa tu da che sei se sereni per la schiena carne tengano fatte negra non torna dentro nome de Maria tutti i diari la stampinata non è ne poi vegna appiggiate i cammelli te lancia tutto il fiume tu sono stelle tu calfantina prima cutela mangia non sai chi ve mangia se sereno per la schiena carne tengano fatte negra non torna nera Maria tutti i diari da stampata Grazie. Tutti, no, facciamo a tutti, ma sì, facciamo in orario, sì. A voglia. Senti picato tutto su che io levo. Pittima. Prima e dopo raddoppio. Bene, facciamo invece un brano del disco Creusa de Macchie, quest'anno ha fatto 40 anni.
questa è a Pittima, cioè praticamente Equitalia al tempo nostro, ecco. Cos'è che posso fare se non vuoi braccio fa mai nada, se non funde braccio mica la muore tu massacra amico un pugno di compagnia una cassetta argandia giusto per scondine questi del Real mi sono vittima a rispettare e non mannaggia contare e quando a vittima nostra sei ne godo Grazie. Cosa? Sei pronto? Vai? Eh? Prontissimo. Prontissimo.
sortiu uma pesciuga e cedo via a fontana com muita cara fria. Ei, anda, ei, anda, ei, anda. Hey, intaccado e bria chi che saia, intaccato dia con una maina, gente del gono faceva mandila, e che dolo a su preferisce dice de famiglia oro de bon che ti piavi anche senza un don. Ehi, Hanna, ehi, Hanna, ehi, Hanna, ja Stepan se vede cose che vaia, cose da bere, cose da mangiare, frittura de pigne, gianco de portofino, cervelle de bantu, magino vi, la sangue la figlia, i quattro tucchi, paciune cruduse delle bene cupi. Ehi, a barca do vinho che naveghiamo si scaggi, emigranti do rio e qui c'è un tiegi, finché una ti cresciava, poi lo raccogliere, fredde canne, famiglie e figlie, la canna corda, morsa d'egue de sa, che le liga ne porta, in una cresa de mare.
Tonino Macis, Jonathan della Madonna. Su Maestro Battista Dagnino, da un paese. Grazie. Grazie mille, è stato bellissimo. Grazie a Casassadi, grazie al sound engineer Enrico. Spacciao? Finito? E spaccia stasera Dio e Vuru con il suo concerto di Battista Dagnino, ospite speciale Tonino Maggi e Jonathan della Marianna. Sa ricordo che si che sfinza sa Domenico, Donni a D, Craspuru, dunque sa si che a venire e a castiare i canali social de Simponia, Facebook, YouTube, Instagram e tutto canto. Sa ricordo pure che dovete essere una cascittetta in entrata per la stare un'offerta, che è sempre ben aggradecchia, aiuta su festival post edizione di Occano Chieniti. E con noi da Serrauso di Aici. Grazie a tutti, a Sibiri a Crasi, buonanotte.